Festa della Patria del Friuli, oggi festeggiata in un modo decisamente inaspettato, in quarantena da coronavirus. Ma l'Arlef, che ha deciso di rinviare i festeggiamenti a inizio giugno, ha ricevuto tantissime testimonianze di vicinanza al Friuli da ogni parte del mondo, con centinaia di bandiere su finestre e balconi. Festeggiamo questa ricorrenza in maniera particolare, ma insomma sappiamo che è tutto rimandato. Sì, incrociando le dita abbiamo rimandato l'appuntamento che si sarebbe dovuto tenere il 5 aprile a domenica 7 giugno in Castello, perché quest'anno il comune ospitante è il comune di Udine. Ogni anno facciamo la festa in un comune diverso del Friuli, quest'anno toccava Udine. Speriamo di riuscirla a realizzare, perché veramente nel cartellone avevamo messo moltissimi appuntamenti. Credo che questa sarebbe stata, e speriamo possa essere, una delle feste del Friuli più ricche. In queste giornate di emergenza coronavirus si è più volte fatto appello all'unità nazionale, insomma affrontiamola tutti insieme. Abbiamo visto su tanti balconi comparire la bandiera dell'Italia, la bandiera tricolore. In queste giornate aumentano anche le bandiere blu con l'aquila. Sì, abbiamo fatto questo appello tramite i social perché i friulani mettano oggi, ma l'hanno già incominciato a fare dalle giornate scorse, le loro bandiere sui balconi, e soprattutto abbiamo chiesto che ci mandassero le foto. Ebbene, ne abbiamo ricevute più di 300, fra l'altro da tutto il mondo. Tignindur, questo l'invito ai friulani del sindaco di Udine Pietro Fontanini nel giorno della festa del Friuli, la cui cerimonia ufficiale è stata rinviata al 6 giugno.